Vicepresidente Bolsonello, oggi è stato presentato il progetto preliminare del parcheggio multipiano al servizio dell'edificio termale di Grado, un passaggio determinante per sbloccare l'opera nel suo complesso. Questo era il passaggio perché da mesi era arenato il Comune di Grado rispetto al dotare del parcheggio l'opera invece già avviata, già approvata nel progetto preliminare delle nuove terme. Senza il parcheggio non c'erano gli standard urbanistici per poter procedere. Il commissario dottor Kovac, commissario del Comune di Grado, in pochissimo tempo ha sbloccato la situazione, ha dato la risposta che ci aspettavamo e nelle prossime ore andrà ad adottare la variante urbanistica che permette quindi la costruzione del parcheggio, un parcheggio da 2 milioni di euro che vengono messi proprio dal Comune di Grado, mentre noi avremo un totale di 26 milioni di euro, di 29 milioni di euro, chiedo scusa, compresi gli oneri, sono 24 l'opera più 5 di oneri finanziari per la realizzazione complessiva delle terme che dovrebbero essere, secondo il Gantt che abbiamo predisposto, dovrebbero essere terminate e collaudate nella primavera del 2020. Una caratteristica del parcheggio che lei ha evidenziato è, diciamo, il rispetto del territorio e una soluzione in tutto sommato conservativa anche dal punto di vista ambientale. Questo ci soddisfa moltissimo perché l'attuale area su cui sorgerà il parcheggio è già pavimentata, sono le ex piscine per capirci, è già pavimentata, è già anche degradata. Una volta realizzato il nuovo parcheggio ci sarà più verde di prima e meno territorio occupato. Questo devo dire perché è un multipiano, sono due piani leggermente entroterra e con un primo piano che permette di utilizzare minor terreno e di dare quindi anche delle risposte rispetto al degrado attuale. L'impegno rilevante della Regione si giustifica con il fatto che il progetto non riguarda solo Grado, ma è un progetto strategico per il Friuli Venezia Giulia. Da sempre Grado si connota per una grande presenza termale, sabbiature, eccetera. Riteniamo che oggi un turismo che cerca sempre di più l'esperienza, cerca sempre di più l'emozione, rimettere un grande impianto wellness di questo livello al centro dei percorsi turistici del Friuli Venezia Giulia dia una maggior possibilità di attrazione e quindi di clienti che per gli albergatori, di ospiti, che è la parola giusta per tutti noi, per la comunità del Friuli Venezia Giulia, che devono essere accolti nel modo migliore.